Ieri sono state premiate ben 239 attività economiche ritenute luoghi storici del commercio, attività che hanno reso e continuano a rendere il Veneto una delle regioni più importanti per l'economia che riesce a muovere. La premiazione è un momento in cui ufficialmente si ringrazia chi col proprio lavoro ha contribuito a far crescere la regione. A Padova a premiare le attività è stato l'assessore regionale allo sviluppo economico Roberto Marcato, il quale ieri ha consegnato una targa a ciascuno dei 239 titolari delle attività iscritte nell'elenco regionale dei luoghi storici del commercio per il 2024. Le attività premiate in totale, da quando è partito il riconoscimento, sono 1563. La Regione Veneto ha investito molte risorse nel commercio, sono 173 i distretti del commercio per i quali sono stati impegnati contributi per oltre 46 milioni di euro e che coinvolgono oltre 300 comuni. Tra gli assegnatari del riconoscimento 3 attività di Chioggia, la macelleria d'Area a Borgo San Giovanni, la forneria in via San Marco, il bazar di Pagansandro in Rivavena e anche 5 amministrazioni comunali che hanno iscritto i loro mercati di valenza storica, un importante riconoscimento rivolto agli ambulanti che garantiscono vitalità ai centri urbani. Sarebbe interessante che anche Chioggia in futuro decida di iscrivere il proprio mercato. La cerimonia si è svolta a Padova, presente anche il vice sindaco della città e il presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti. L'appuntamento con i negozi storici è annuale, molto apprezzato dai commercianti che vedono celebrare le attività che sono sulla piazza da lungo tempo. Possono iscriversi all'elenco regionale dei luoghi storici del commercio le attività che hanno un valore artistico, storico o che sono sul territorio da almeno 40 anni. L'iscrizione può essere effettuata dal 1 al 30 aprile. Preparati a gustare le specialità tradizionali e le novità esplosive che potrai trovare all'Indiga. Gelato artigianale anche per l'asporto, per gustarlo in compagnia dove vuoi tu. All'Indiga il gelato da passeggio più gustoso, in cono, coppetta o con lo stecco.